L'operazione della Guardia di Finanza di Trento, arrestati per corruzione un giudice onorario padovano e un architetto veronese, disposto con sequestro di 30.000 euro. Avrebbe molestato una giovanissima alunna durante un'ora di lezione alla doposcuola. Il Tribunale di Padova condanna un professore di 43 anni. Voleva partecipare a una fiera con la figlia di 6 mesi che è ancora al latte, ma l'accesso alla manifestazione le è stato vietato. Fa discutere il caso di una mamma imprenditrice trevigiana. Ieri sera ring e riflettori puntati sullo stallo di governo. Il leghista Ciambetti: continuano le trattative per evitare il governo di garanzia che vorrebbe il capo dello Stato. Resta però lo spettro del voto a luglio. Intanto Mattarella potrebbe essere domenica a Trento nel giorno clou della donata nazionale degli alpini. L'annuncio ieri a 20:10 del presidente del comitato organizzatore. Scontro fra mezzi pesanti lungo la 4 tra Vicenza e Montecchio Maggiore, feriti lievi ma il traffico in tilt con 7 km di coda. Continuano i messaggi di cordoglio alla famiglia e gli omaggi alla figura di Ermanno Olmi, scomparso ieri ad Asiago. 8 anni fa il regista fu premiato a Treviso e parlò anche della politica, non c'è rispetto, diceva, delle opinioni altrui. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali ci porta a parlare di un'operazione della Guardia di Finanza di Trento, un blitz che ha portato ad arrestare per corruzione 2 veneti, un avvocato ma anche giudice onorario padovano e un architetto veronese. Sentiamo perché nel servizio. Sono ai domiciliari 2 professionisti veneti arrestati dalla Guardia di Finanza di Trento. L'accusa nei loro confronti è corruzione. L'operazione rientra nell'indagine che un mese fa portò le Fiamme Gialle a perquisire abitazioni e studi professionali delle province di Padova e Verona. Agli arresti sono finiti un 45enne padovano, avvocato e giudice onorario, al quale viene contestata l'attribuzione ad altri professionisti, dietro illecito compenso, di incarichi di custodia e consulenze legate alla gestione di procedure di esecuzione giudiziaria, e un architetto di 58 anni, veronese, al quale gli inquirenti contestano il pagamento di una mazzetta al legale patavino pari al 10% dei compensi per diversi incarichi di perito affidatagli direttamente dall'avvocato. Contemporaneamente a queste 2 misure cautelari, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di circa 30.000 euro. Avrebbe molestato una giovanissima alunna durante un'ora di lezione al doposcuola e per questo il Tribunale di Padova ieri ha condannato un professore di 43 anni. 1 anno e 2 mesi di carcere e 5.000 euro di risarcimento alla bambina, 12 anni appena all'epoca dei fatti, e alla famiglia. È stato condannato con il rito abbreviato dal Tribunale di Padova un professore di 43 anni riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale. L'episodio risale al 2015. L'uomo, che insegnava in un doposcuola della città, aveva avvicinato la ragazza e l'aveva molestata. Sotto shock la dodicenne aveva prima raccontato tutto agli educatori, poi anche alla madre. Da qui la denuncia che ha portato al processo e 24 ore fa alla condanna. Non il primo episodio, a quanto pare, per il professore quarantenne, già denunciato in passato per problemi analoghi. Oltre alla condanna, l'uomo è stato inibito dal ruolo di insegnante. La cronaca che ci porta nel Vicentino alla paura per un incidente domestico che poteva avere conseguenze molto gravi per una bimba di 1 anno e mezzo rimasta schiacciata dall'infisso perché era caduta una porta. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza con il femore fratturato, sottoposta a un delicato intervento chirurgico, resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto in una villetta di Mussolente. La piccola stava giocando sul pavimento, il papà era a pochi passi da lei, ha distolto l'attenzione solo per pochi secondi. Una porta in quel momento è uscita dallo stipite per cause ancora in fase di accertamento ed è caduta sulla gamba della bimba. I familiari fortunatamente, come diciamo, erano a pochi passi, hanno chiamato subito l'ambulanza ed è stato disposto il trasferimento in ospedale. Adesso la vicenda che fa discutere in queste ore, siamo nella Marca trevigiana, di una mamma che è anche imprenditrice trevigiana che voleva oggi partecipare a Cibus, che è una fiera degli imprenditori del cibo a Parma, ma voleva partecipare con la figlia di 6 mesi che è ancora al latte. Non le è stato possibile, vediamo perché.
Un post su Facebook in cui Chiara Ceccone racconta un episodio che vede lei, ma forse sarebbe meglio dire la sua bimba di 6 mesi, protagoniste. Imprenditrice nel settore alimentare, Chiara oggi avrebbe voluto partecipare a Cibus, la più importante rassegna italiana del food, portando con sé la figlioletta che allatta ancora. L'imprenditrice cerca informazioni per capire se ci sono aree attrezzate per i bimbi e qui l'amara sorpresa. L'ingresso alla fiera è vietato ai minori di 16 anni. Chiara però non si perde d'animo e, come racconta nel suo post, prima invia una mail agli organizzatori e poi chiama. Al telefono, scrive l'imprenditrice, mi hanno risposto e lei vorrebbe portare una bambina così piccola ad una fiera? Ricordandomi comunque, continua Chiara, che non sarebbero state fatte eccezioni. Alla fine del post, in cui la 36enne spiega come in altre manifestazioni analoghe in Germania invece i bambini entrino gratis e sempre gratis siano disponibili per loro aree e servizi ad hoc, lo sfogo è tutta la sua amarezza. Sono una madre lavoratrice, scrive Chiara, che vorrebbe veder garantito il suo diritto al lavoro attraverso asili pubblici gratuiti, maggiori garanzie e pari opportunità, cominciando magari con l'accesso ad una fiera accompagnata da mia figlia. Allora parliamo di economia. Il tasso di disoccupazione in Veneto è al 6,3%, ai livelli della Germania, segno tangibile che la ripresa è in pieno svolgimento. Sono dati della Confapi che ha esaminato i dati di Eurostat relativi al 2017 e li ha incrociati con quelli di Veneto Congiuntura e dell'Istat relativi alla presenza delle comunità citate nei territori della provincia. Quindi il tasso di disoccupazione in Veneto al 6,3% che è all'incirca sui livelli della Lombardia con il 6,4%. Segno dunque di una ripresa, tuttavia ci sono nazioni come Repubblica Ceca, Ungheria e Romania che contano su numeri ancora più positivi dopo anni di crisi, un fenomeno che spingerà Confapi di Padova a interrogarsi cosa accadrebbe se la manodopera dell'Est Europa che oggi riveste un ruolo importante nell'economia del Veneto, spinta da questi segnali di crescita, ritornasse nei propri paesi d'origine. Un interrogativo importante proprio per capire il futuro delle imprese legate a molti lavoratori stranieri. Intanto, nonostante questi segnali positivi, con una disoccupazione che si sta abbassando, proprio a Padova c'è un allarme per il posto di lavoro di 200 persone. Sentiamo. È una crisi enorme per il Veneto. Comunque Comdata è l'unico call center in outsourcing presente oggi a Padova, ha 204 lavoratori e perdere questo posto di lavoro direi che è estremamente complicato oggi come oggi. 204 persone vivono improvvisamente col fiato sospeso, sono i dipendenti della filiale padovana della Comdata, multinazionale del settore dei servizi alle imprese nelle aree dell'assistenza clienti. Sono nella stragrande maggioranza donne. Abbiamo un'età media che si aggira intorno ai 40-45 anni, tutti con la stragrande maggioranza con famiglia a carico. Lavoratori per i quali la chiusura della sede padovana è stata un fulmine a ciel sereno. Nessuno aveva preannunciato una crisi, il lavoro a Padova non manca, i ragazzi stanno lavorando e quindi non si riesce a comprendere la decisione di questa azienda. Rappresentanti padovani si incontreranno a Roma con i colleghi degli altri siti italiani per concordare una strategia comune. Ma noi speriamo di ricondurre l'azienda a più uniti consigli perché comunque non vediamo come siano conciliabili le operazioni di espansione che stanno facendo nelle altre zone in tutti i territori con la chiusura di 2 siti in un'azienda che è perfettamente in salute. Adesso parliamo della politica, sono giornate davvero di tensione, giornate in attesa di novità da Roma. Come sappiamo si prefigurano diversi scenari, ieri ne ha parlato il Presidente della Repubblica Mattarella, che spingerebbe per un governo di garanzia fino a dicembre, però un'ipotesi che a questo punto non è voluta né dalla Lega né dal Movimento 5 Stelle e poco fa il braccio destro di Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, numero 2 di fatto della Lega, ha detto se quindi Silvio Berlusconi vota per un governo del Presidente è la fine della nostra alleanza, quindi una spaccatura
del centrodestra. Berlusconi, come sappiamo, non vuole il voto anticipato, l'ipotesi, come sappiamo, sarebbe a luglio, Forza Italia non lo vuole, e invece è un'ipotesi che, nonostante si cerchi di avere ancora un governo politico, non è esclusa dalla Lega Nord, e quindi questo contrasto, questo out-out della Lega certo rinfocola le polemiche all'interno del centrodestra. Però ci sono incontri a Roma per scongiurare sia il voto anticipato e trovare un accordo di governo che non sia il governo tecnico. Lo ha svelato ieri a Ring il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Intanto dal PD si scopre che il candidato Premier in caso di elezioni potrebbe essere nuovamente Paolo Gentiloni. Sentiamo. Uno scenario difficilissimo, secondo me, anche per un governo tra virgolette neutrale, come dice Mattarella, ma non esiste un governo neutrale. E un'altra aggiunta, e poi mi taccio. La cosa che mi dispiacerebbe di più è che partissero grupponi di cosiddetti responsabili che, piuttosto di andare a casa, danno fiducia a qualsiasi tipo di governo che si presenti alle Camere, perché questo, secondo me, appunto, andrebbe anche contro il voto dei cittadini del 4 di marzo. Lui ha già certificato che in ogni caso si andrà a votare di qui a qualche mese. Questa è la novità plastica che è uscita oggi, perché finora erano elucubrazioni nostre, ma si sperava di trovare un governo che potesse anche durare una legislatura. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Oggi il Presidente ha preso atto di una situazione che è davanti a tutti. Siamo in una situazione ai limiti dell'irresponsabilità. Io lo ribadisco, questo Paese ha l'esigenza di prendere in mano una serie di emergenze, di urgenze, di priorità che riguardano poi la condizione dei cittadini. Sono state dette prima. Parliamo e discutiamo di come si possono costruire delle convergenze su cose concrete. Forse anche qualche giorno dopo le parole di Mattarella di altri tavoli e altri tentativi, soprattutto con un programma chiaro. Secondo me vanno esperiti come tentativi. Cioè, quindi lei dice non è finita, può essere che qualcosa... No, non è finita. Io penso che ci siano più possibilità, abbiamo più punte. Ad esempio io vedrei benissimo, però parlo a titolo individuale, non voglio con questo assolutamente dare la linea, ci mancherebbe. Gentiloni si è comportato benissimo, ha un apprezzamento da parte dell'opinione pubblica molto significativo. Per me sarebbe l'ideale candidato a fare il Premier di questo Paese. È stato evocato più volte Sergio Mattarella, il capo dello Stato, durante la puntata di Ring, un capo dello Stato che, nonostante questi giorni davvero cruciali, potrebbe essere domenica al giorno clou, l'ultimo giorno, il giorno della sfilata della adunata nazionale degli alpini. Lo ha detto ieri, non a Ring ma a 20:10, il generale Renato Genovese, che è il presidente del comitato organizzatore dell'adunata nazionale di Trento, che peraltro è trevigiano, di Vittorio Veneto. Mattarella è atteso e quindi c'è in programma una sua visita. Sentiamo le parole del generale Genovese. Anche Mattarella potrebbe venire? Potrebbe venire, sì. Sì? Sì, potrebbe venire. C'è questa possibilità? C'è questa possibilità. Ma in altre faccende affaccendato, giustamente questo sappiamo che questo è un periodo di fuoco per lui, e quindi tuttavia noi però la disponibilità per l'arrivo del capo dello Stato c'è stata. Se c'è questo segnale dal Quirinale, c'è questo segnale, è molto forte. Chiaramente è un segnale che può essere che ci sia il capo dello Stato domenica. Diciamo, la decisione spetta a lui e spetta a quelli che sono gli eventi che sicuramente si stanno succedendo in questi giorni, in questo momento. Tuttavia c'è un forte segnale della sua presenza a Trento, in cui renderà omaggio ai caduti, sia al Dos Trento sia al cimitero di Trento, dove ci sono due monumenti, uno ai caduti austro-ungarici e uno ai caduti italiani, quindi renderà omaggio a quello e dopo verrà questo è un po', diciamo, la bozza del programma, verrà in tribuna e assisterà a una parte di quello che è lo sfidamento. Quante volte è capitato, se lo ricordo, generale? Ma poche volte, pochissime volte. Torniamo alla cronaca adesso con i disagi questa mattina per gli automobilisti in transito nel tratto vicentino dell'autostrada A4 a causa di un incidente avvenuto tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore in direzione Milano. Nei pressi dell'area
di servizio Villa Morosini. Lo scontro ha visto coinvolti 2 mezzi pesanti che viaggiavano nella corsia di marcia lenta e ha provocato una coda di 7 km con rallentamenti che iniziavano ancora prima della galleria dei Colli Berici. Nel sinistro non si sono registrati feriti, uno dei duettisti è rimasto leggermente contuso, rifiutando però il ricovero in ospedale. Sul posto ovviamente i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. A Venezia invece continua a far scalpore un po' l'aggressione avvenuta appunto in città lagunare, vittima una nota cantante, ex stella di X Factor, che ha partecipato anche a Sanremo. Ce ne parla al telefono, in diretta telefonica, la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana. Buongiorno, è proprio come avete detto da studio, vittima dell'ennesima aggressione tra le calli di Venezia Eva Pevarello, che i fan di X Factor ricorderanno tra i finalisti dell'edizione 2016 nella squadra di Manuel Agnelli. La giovane 27enne, originaria di Thiene, era in compagnia di alcune amiche con le quali stava festeggiando l'addio al nubilato di una di loro, quando in zona Rugari Alto è stata aggredita da una residente che la rimproverava per essersi seduta su un ponticello. La veneziana le ha dato un pugno a una spalla e poi, urlandole di lasciare libero il passaggio, le ha stretto le mani al collo. Nella colluttazione la cantante è stata derubata del telefono che aveva in mano e che stava usando per chiamare le forze dell'ordine. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Thiene, che ora stanno indagando sull'accaduto. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Allora, la disavventura per un bimbo di 2 anni e la sua famiglia a Padova. Giocando con le chiavi dell'auto, il piccolo è rimasto dentro l'abitacolo, è stato salvato dalla polizia. La mamma stava scaricando la spesa nel giardino di casa, mentre lui, un bimbo di 2 anni, seduto sul seggiolino, giocava con le chiavi dell'auto. Accidentalmente il piccolo ha però chiuso la porta della macchina, restando intrappolato nel mezzo. La madre, preoccupata per l'elevata temperatura all'interno dell'abitacolo, ha subito allertato il 113. Uno degli agenti intervenuti in soccorso del piccolo ha quindi rotto il vetro opposto al seggiolino, mettendo in salvo il piccolo e riconsegnandolo tra le braccia dei genitori. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Adesso andiamo a Sottomarina e torniamo in quella spiaggia che fece tanto discutere lo scorso anno, la spiaggia gestita da Gianni Scarpa, finita al centro delle polemiche per i simboli del fascismo. Scarpa è tornato a gestire quella spiaggia e certe cose non sono cambiate. Vediamo. Punta Canna regnerà fino alla morte nell'ordine, pulizia e disciplina. Le foto del Duce non ci sono più, ma la storia non si cancella, afferma trionfante Gianni Scarpa, che ha riaperto per la stagione 2018 lo stabilimento balneare di Sottomarina, finito nella bufera la scorsa estate per alcuni cartelli inneggianti a Mussolini. E la storia qui sono io. Perciò l'immagine del dittatore è stata sostituita da quella dello stesso Scarpa, intento a fare il saluto romano, come mostra questa foto pubblicata dal Gazzettino. La Cassazione ha detto che il saluto romano non è più reato, ognuno saluta come vuole. Se uno saluta col pugno chiuso gli offro da bere, l'importante è essere educati, non avere maleducazione, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. L'inchiesta contro di lui per apologia di fascismo è stata archiviata lo scorso novembre su richiesta della stessa Procura di Venezia che aveva aperto il fascicolo. Per i giudici si tratta di libertà di pensiero. La gente mi ha dato ragione, la gente mi vuole bene, qui non si tratta di fascismo e tutte quelle lì, qui si tratta di mettere regole e ordine, come ho sempre fatto io nella mia vita. Mesi fa Scarpa aveva annunciato di voler lasciare la gestione dello stabilimento per andare a lavorare sulla Riviera Romagnola, ma poi ha cambiato idea. Sono onorato, racconta, dalle offerte che ho ricevuto da parte di alcuni grossi operatori di Rimini e Riccione, ma il cuore, confessa con una punta di commozione, mi ha impedito di lasciare Sottomarina. E alla mia età mi fermo. In politica bisogna superare l'assenza di rispetto delle opinioni altrui, bisogna dialogare con pace. Lo disse 8 anni fa a Treviso Ermanno Olmi, quando fu premiato a Treviso, uno dei tanti premi della sua straordinaria carriera. Ovviamente in queste ore continuano i messaggi di cordoglio alla famiglia e continuano i ricordi del grande regista scomparso ieri ad Asiago. Noi non è che
viviamo soltanto della nostra intellettualità, viviamo anche della nostra carnalità, grazie a Dio. E quindi questa carnalità che cos'è se non un'espressione della terra? La terra nel sangue e nel DNA di un autore che il cinema rimpiangerà, perché anche quando la sua filmografia ha esplorato altri temi, la natura e il suo rapporto con l'uomo non sono mai mancati. Piange il cinema, piange il Veneto e piange anche la Marca per la scomparsa di Ermanno Olmi. Si è spento a 86 anni in quell'asiago che da tempo l'aveva adottato, lui bergamasco d'origine. Un cinema altro, un unicum nel panorama italiano e mondiale per l'autore che 8 anni fa parlava così della terra, mentre a Treviso riceveva il premio Jacques Maritain a Santa Caterina. Se la terra ha prodotto questa meraviglia che è la natura e siamo noi, è chiaro che dobbiamo essere, come dire, in alleanza con questa bellezza. Quello di Treviso nel 2010 era l'ennesimo riconoscimento della carriera che lo aveva visto trionfare a Cannes nel 78 con l'Albero degli Zoccoli, quando il dialetto diventò lingua cinematografica. Terra Madre era anche il titolo del documentario che l'anno prima, il 2009, aveva girato proprio nella Marca, immortalando il bosco Girotto a San Cipriano di Roncade. Cineasta autodidatta, pioniere del documentario, autore personalissimo, con titoli come La leggenda del Santo Bevitore e Cammina Cammina, 100 chiodi e Il segreto del Bosco Vecchio. Cinema in lutto, e in lutto cittadino sarà Asiago nel giorno dei suoi funerali in forma strettamente privata. Il Veneto perde un eccezionale cantore della sua gente e della sua terra. Ermanno Olmi ci ha lasciato proprio nell'anno conclusivo del centenario della Grande Guerra, abbandonando quei verdi prati dell'altopiano di Asiago che aveva scelto come buon ritiro, ha detto oggi il governatore del Veneto Luca Zaia, ricordando anche come l'ultimo suo film, Torneranno i prati, aveva scandagliato proprio il dolore e la disumanità della Grande Guerra. Perché l'uomo non sa dialogare, avrebbe detto anche oggi. Basta sentire quanto avesse ragione parlando della politica italiana 8 anni fa ai nostri microfoni. Credo che la prima difficoltà sia quella che non riusciamo a parlarci in pace. Ed è invece una necessità, proprio perché il rispetto delle diverse opinioni, se sono confrontate in pace, possono produrre dei risultati. Se invece per esprimere un'opinione dobbiamo entrare in conflitto, non arriveremo mai da nessuna parte. E adesso il calcio nel nome della solidarietà con la Triangolare del Cuore di Mirano che ha raccolto più di 2.000 euro a sostegno della ricerca e dell'Avis. A dare il calcio d'inizio alla modella vicentina Anna Rigon, già Miss Universo Italia, con lei in divisa rossa i giornalisti di TV Pressing. Ci sarà l'attore di vincitore Oscar Ugo Conti. Insieme alle vecchie glorie, gli allenatori storici della Milanese Calcio e gli attori della Nazionale Italiana Artisti, con direttamente dal Mediterraneo Ugo Conti. Grazie per i saluti doverosi. Sabato allo stadio di Mirano, nella partita del cuore, con le due triangolari risultate gol a parte, a vincere la solidarietà, raccolti infatti oltre 2.000 euro a favore delle malattie rare, a sostegno della ricerca e per l'Avis. Giornalisti, cantanti e calciatori uniti per fare squadra da anni insieme per raggiungere traguardi a sostegno di chi si trova a lottare con malattie ancora senza cura, battaglie di tante famiglie in un cammino lastricato da 1000 difficoltà e vissute purtroppo spesso in solitudine. Iniziative che come quella di sabato servono a produrre una forte mobilitazione. In chiusura vi ricordo l'appuntamento alle ore 13 fra pochissimo. Oggi è martedì, è giornata dedicata alla salute, parleremo dei problemi legati alla tiroide e poi questa sera torna 20:10 ancora per parlare di tutto quello che è accaduto oggi nella giornata, l'attualità in primo piano. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi qualche disturbo sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto sarà bel tempo al mattino con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore più nubi sul Bellunese, sul Vicentino e anche sul Veronese, anche con qualche piovasco associato. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 26 gradi.
Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui al mattino sarà soleggiato un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio qualche addensamento potrà verificarsi sui settori alpini in genere, anche con occasionali rovesci associati. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi tra 25 e 26 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumentano le nubi un po' ovunque sulla nostra regione, anche con qualche temporale a carattere sparso, più spazi soleggiati sui settori di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, i valori massimi invece si attesteranno tra i 27 e i 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti.